5 settembre 2024 è scritta nero su bianco la data di inizio lavori per l'ecopiazzola in quartiere San Vito a Bassano. Il cartello è stato posto questa mattina e a breve si dovrebbero vedere anche le ruspe. Sono già state appoggiate all'interno del terreno le transenne che poi delimiteranno l'area del cantiere. I cittadini annunciano una mobilitazione continua nei prossimi giorni in attesa della sentenza del TAR riguardo alla sospensiva proprio di questo cantiere. Il Tribunale amministrativo deve decidere se la richiesta di sospensione dei lavori da parte dei cittadini sia accoglibile. È probabilmente l'ultima speranza che i residenti hanno per evitare la realizzazione dell'ecopiazzola nell'area sgambamento cani. Il sopralluogo relativo all'eventuale presenza di ordigni bellici aveva dato esito negativo e il cantiere sembra pronto a partire, salvo ulteriori colpi di scena delle prossime ore.